durante gli anni 70, insieme con l'onorevole Del Video, forse il suo Deliu se lo ricorderà, io ero uno dei pochi cattolici che andavano a trovare Emilio Lussu quando tornava in Sardegna, abitava in via Cugia. E un giorno Emilio Lussu, sotto lo sguardo grifagno degli occhi azzurri di Joyce, ci raccontò questo episodio, perché Joyce si meravigliava che Lussu raccontasse a noi cattolici delle cose che non raccontavano anche i suoi compagni di partito in quel periodo. E ci raccontò questo episodio, che nel 1943, dopo aver parlato con Salvini, con Gaetano Salvini, che allora aveva una cattedra ad Harvard e insegnava storia italiana ad Harvard, volevano organizzare una legione di fuoriusciti antifascisti dopo il 25 luglio del 1943, perché i fuoriusciti di allora erano abbastanza patrioti, non se la sentivano di combattere con le armi il popolo, la gente comune che combatteva. Però dopo la caduta del fascismo loro avevano questa idea e Lussu aveva questa strategia, voleva invadere la Sardegna, poi dalla Sardegna passare in Corsica, che nonostante il regime di Vichy era sempre, faceva parte dello schieramento alleato, tagliare l'Italia in due e mettere in un cul di sacco le forze tedesche nell'Italia meridionale e avrebbe evitato così Monte Cassino, la risalita, cioè degli alleati. E per esporre questo piano chiese udienza a Churchill, che era premier, che aveva l'ufficio al numero 10 di Downing Street allora. E dopo 10 giorni fu ricevuto, finalmente ci racconta, e gli espose questo piano. Churchill gli disse: io sono d'accordo con lei, caro onorevole Lussu, però gli americani hanno altre strategie, ma nel caso in cui riesca a far passare presso gli alleati, presso Eisenhower in particolare, che era il comandante in capo e che faceva le grandi strategie, lei cosa vorrebbe per la sua terra? E Lussu gli rispose: vorrei che la mia Sardegna fosse una repubblica indipendente federata all'Italia. Ecco, questo è importante. E quando mi disse questo, io che del federalismo avevo negli anni 70 una concezione in cui proprio il professor Casulato che diceva avevo paura, effettivamente, perché si identificava con un certo estremismo e un certo separatismo. Lussu aveva due riferimenti, aveva l'Italia come fatto culturale e aveva la federazione come aspetto del regionalismo forte, quello che oggi viene chiamato regionalismo forte. La cosa importante è che oggi chiunque pensasse una cosa di questo genere troverebbe un'Italia che è completamente sfasciata. Dire che la Sardegna si deve federare all'Italia oggi è raccontare delle cose che nessuno accetterebbe. Allora la casa comune è nient'altro che l'Europa, oggi come oggi. L'Europa è, direi, il mondo nel senso utilizzato recentemente dalla classe dirigente etiopica. Se voi avete seguito quello che è accaduto in Etiopia, dopo che è avvenuta quella che gli organi internazionali di stampa hanno chiamato una secessione in Eritrea, ripeto, in quell'occasione Lussu mi disse anche un'altra cosa: se vuoi capire di politica estera non leggere i giornali italiani, leggi il Manchester Guardian, allora si chiamava, e Le Monde. La cosa vale ancora adesso. Le Monde Diplomatiche, l'ultimo numero di Le Monde Diplomatiche porta una serie di cose, di luoghi comuni che sono addirittura accettati così pedissequamente, sui quali vi inviterei a riflettere. Allora, poiché l'Italia non è più un'entità culturale, ma è un'entità periferica, direi vernacolare, proprio marginale, e l'Europa è un'entità regionale, il federalismo è diventato una tecnica per unificare le diversità. E dopo la secessione dell'anno scorso dell'Eritrea, il nuovo governo abissino, il nuovo governo etiopico, ha detto: se noi avessimo avuto il federalismo oggi, l'Eritrea sarebbe stato uno Stato indipendente senza i morti e i feriti che ci sono stati, senza
quando le cose sono fatte seriamente. Il federalismo è uno strumento tecnico per arricchire la vita dello Stato. Ma questo vale non soltanto dal punto di vista della cultura, io sono d'accordo con l'ultima parte anzi a questo proposito, scusate la citazione, ma è una mania un po' professorale, lo faccio con i miei ragazzi, quindi quando faccio lezioni. Se voi vi leggete l'ultimo libro di Galbraith, che è intitolato Cose ho viste, il capitolo 17, che è dedicato alla decolonizzazione, e in cui dice che l'ultima guerra mondiale è nient'altro che l'ultima battaglia della prima guerra mondiale, ed è vero, io condivido questa opinione, dice che ciò che muove il mondo allo sviluppo è nient'altro che la cultura, che l'istruzione. Allora le diversità culturali, che sono un arricchimento, sono uno strumento attraverso il quale col federalismo e soltanto col federalismo si possono valorizzare, possono diventare dei fatti sinergici rispetto allo sviluppo. Tutte le altre cose non servono. Lo Stato centralista è finito, lo Stato nazionale è finito. E vi faccio due esempi molto pratici, che sono derivati dalla odierna economia delle risorse naturali. Gli studiosi di economia delle risorse naturali, che sono gli economisti ecologici, che negli Stati Uniti hanno una grande scuola e che adesso hanno aperto anche una sezione europea. A proposito, proprio Luigi Berlinguer, quando era rettore dell'Università di Firenze, aveva dato una villa edilizia per ospitare la fondazione Oikos, che è la sezione europea dell'Associazione Internazionale degli Economisti Ecologici. Dicono questo: se per esempio il buco di ozono deve essere riparato, non è assolutamente possibile ripararlo se ci stanno anche i grandi consumatori di clorofenilmetano, ma deve essere riparato soltanto se esiste una fiscalità sovranazionale, cioè una fiscalità federale. Ecco l'importanza del federalismo fiscale dal punto di vista economico. In altre parole, se quella fogna a cielo aperto che è il Reno, sul quale scaricano le industrie chimiche svizzere, deve essere risanata come è stato risanato nel Tamigi. Se voi andate nel Tamigi oggi, vedete la gente che pesca i salmoni, che è risalto nel Tamigi, quando fino a 10 anni fa non si poteva fare questo qui perché era veramente una fogna a cielo aperto il Tamigi. Se si volesse risanare con una tassa alla COS, cioè con una tassa fondata sul concetto americano che chi inquina paga, non si potrebbe fare, perché il Reno, che nasce in territorio svizzero, sbuca poi in territorio tedesco. Quindi i tedeschi non possono, trovano la cinta doganale svizzera nella quale non possono far pagare alle industrie svizzere, che non internalizzano i costi, che sono per loro delle esternalità, come dicono gli economisti neo-istituzionalisti. Allora, proprio per questa ragione, se si vuole ottenere un risultato per cui si amministri lo sviluppo, si amministri la pace, si amministri l'ambiente come tutela della dimensione umana della vita e della possibilità di vivere in un mondo completamente pacificato, dobbiamo per forza trovare un sistema federale nel quale c'è molta strumentalità in questo, io lo riconosco, però non conosco altri strumenti, cioè lo Stato federale oggi è l'unico che può risolvere questi grandi drammi della fiscalità internazionale, della crisi fiscale dello Stato, della fiscalità di carattere ecologico-ambientale, della cultura e dello sviluppo e della pace. E io chiudo dicendo che se noi siamo contro il federalismo vuol dire che abbiamo gli occhi tappati, che non vediamo la realtà, che non lo vediamo come uno strumento utile a superare queste crisi che attanagliano oggi il mondo. Però la mia idea, preferisco forzare le interpretazioni per capire l'idea, è che in una serie di situazioni non sia all'ordine del giorno, cioè che sia un argomento rispetto a cui se ne parla, però se un giorno improvvisamente a gran parte di quelli che praticano questo dibattito noi dicessimo allora andiamo
a parer mio, io credo che moltissimi direbbero no, ma stavamo scherzando, si ragionava così per ragionare. Questo lo dico a partire soprattutto dalla Sardegna, voglio dire, anche rispetto a molti che passano per essere gli alfieri di quelli. Questa è un'esigenza che ho di dire in maniera molto precisa. Perché parto con questo dato sul federalismo? Perché non vorrei che, è verissimo quanto è stato detto, le diverse interpretazioni, si va dalla confederazione alla federazione, l'indipendentismo eccetera. Per me il processo invece, quello che manca oggi in Sardegna, è avviare il processo. Cioè è questa la difficoltà reale, cioè di fare il primo passo. Questo dato mi ricorda una serie di peccati originali che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni delle diverse forze politiche, poi qualcuno la citerò anche direttamente. Chi non ricorda, per esempio, in anni lontani, che anch'io ho vissuto di striscio questi, ma il professor Lilio magari lo ricorda di più, i dilemmi su come si scrive il sardo, se la K esiste, se non esiste. Beh, dopodiché cosa abbiamo deciso? Che si scrive con la K o che si scrive senza K? O non abbiamo deciso niente? O il problema, per esempio, della furiosa battaglia per la tutela della tradizione, qui mi rifaccio invece alla matrice più comunista, per esempio, che arrivava paradossalmente ad affermare che non si poteva parlare la lingua in sostanza perché altrimenti si storpiava, perché una lingua che viene parlata viene imbastardita, acquista dei neologismi, le tradizioni devono essere pure, cioè una serie di situazioni. Ecco, io sono partito con questo perché dico, questo è a me quello che spaventa, e se dovessi indicare un messaggio direi che il nostro problema oggi in Sardegna è riuscire ad iniziare il processo nella lingua, parlandola liberamente, storpiandola senza problemi di queste cose. Ora sì, se fossimo in un'altra sede potremmo anche discettare di chi preferisce una scrittura o un'altra, ma per me è irrilevante, così come è irrilevante definire oggi qual è la forma compiuta di federalismo che ciascuno di noi propone. Mi fermo questo, una seconda soltanto idea su Casa Comune dei Sardi, per così dire anche qui una mia riflessione su un certo errore che è stato soprattutto dalla sinistra. Io venendo da quella parte non posso che criticare me stesso, non devo certo criticare gli altri, e cioè il fatto di aver posto alcune volte, di aver confuso i piani tra l'aspetto dell'autonomia e della nazionalità con l'aspetto politico. Cioè in sostanza l'equazione nazionalismo-fascismo, per esempio, è stata un'equazione che in alcuni periodi ha impedito e ha bollato qualunque rivendicazione che si poggiava in questi termini come cosa necessariamente reazionaria. È vero che molte volte lo era, però chi poi ha studiato in realtà i movimenti in tutta Europa, in tutto il mondo, in realtà le situazioni sono diverse da luogo a luogo. Ma io dico soltanto questo per abituarci a tenere distinti i piani, nel senso che poi neanche affermare che noi facciamo una battaglia nazionalitaria o per la nazione o quello che vogliamo sia necessariamente indifferenziato, perché poi anche qui ci saranno delle distinzioni, cioè conflitti sociali. Non è che una volta che noi facciamo la casa comune non ha il conflitto sociale, che non ci sia lo sfruttato e lo sfruttatore. E qui mi fermo dicendo che personalmente una mia riflessione in cui è in corso, io sono ovviamente per gli allargamenti, ritenendo che possiamo assumere valori comuni anche da chi poi politicamente può avere delle differenze, quindi per andare a delle aggregazioni più ampie. Però il problema di individuare alcune scriminanti generali di un certo tipo, pensando anche alla Sardegna oggi, cioè io me la pongo, cioè non penserei che possiamo far finta di niente all'improvviso. Va bene per non andare per superare, io stesso ho fatto autocritica se volete di quell'aspetto, ma questo mi spaventerebbe se significasse fare un calderone unico, salvo in situazioni di un certo tipo, per esempio l'idea di un gruppo parlamentare che i sardi in Parlamento, indipendentemente dalle loro forze, si presentano assieme come funzione rivendicatrice di obiettivi. Ecco, in questa accezione mi spaventa di meno e direi che è una cosa buona, però starei attento a che in altre accezioni invece non possa stemperare l'impegno che noi abbiamo, che assieme a quello, voglio dire, assieme a quel discorso dei piani che facevo, che assieme al discorso per la nazione abbiamo anche ciascuno di noi interessi politici, religiosi, con visioni di diverso tipo che ciascuno intende tutelare
e non vuole che, accettando quel piano, poi stemperi altri suoi valori a cui continua a riconoscere importanza. E all'interno della ricerca della casa comune bisognerebbe cercare di capire anche perché quel processo venne abbandonato. Quindi individuazione di temi comuni e all'interno di quei temi cercare un minimo denominatore, perché ci sono temi che paiono i più ovvi, problematiche che paiono le più ovvie, e poi quando andiamo a confrontarci cessa in una prima fase l'intesa, e poi questa intesa magari la si raggiunge in un secondo momento dopo il confronto. Quindi casa comune come rifiuto di atteggiamenti dogmatici pregiudiziali e come ricerca veramente di una serie di valori comuni, di intese, che sono da ricercare, che non sono scontate. Non sono scontate perché certi elementi vengono assunti così spesso acriticamente, e guai a chi parla al contrario, è un demonio, è un Belzebù. Bene, all'interno di questi temi certamente tende a contrastare, sono perfettamente d'accordo con il professor Livini, ma anche lì, ripeto, quando andiamo a confrontare poi vediamo quante differenze, però cerchiamole allora gli elementi di forte unità. E così il tema del federalismo. È vero che il federalismo oggi è uno di quei temi sposato da tutti i partiti. Io sono diventato molto critico verso il federalismo in una certa sezione, da quando il mio partito d'emblée è passato da un'accettazione del monocameralismo, contestato per altro verso da noi in Sardegna, ad un'accettazione del federalismo. Io, guardate bene, ero uno che, e l'ho scritto a suo tempo, l'ho scritto 7 anni fa quando presiedevo la Commissione speciale per la riforma dello Statuto, ero un federalista convinto, continuo ad esserlo, però dico subito che se l'impianto del federalismo si innesta su questa ragione, per carità, io avrei paura che il substrato del federalismo sia questa regione, cioè sia la cultura di questa regione, la cultura politica, il senso della cosa pubblica che è in questa regione, che è la negazione dell'autonomia. Sono lussiani in questo. La regione come istituzione. Regione come modello di vivere la cosa pubblica, come gestione della cosa pubblica, perché il rapporto dritto, mi si perdoni l'esempio, ma per comodità che faceva Lussu tra la famiglia dei felini, il leone e il gatto, e l'attuale autonomia è lo stesso rapporto che esisteva tra quei fondatori della polizia segreta sovietica, hanno abbattuto il monumento qualche anno fa, però quello era un tale che al suo subalterno che gli portava il raggio speciale lo puniva perché aborriva i privilegi. Ebbene, l'Unione Sovietica è anche caduta perché era diventata la somma dei privilegi della nomenclatura, la ricerca terribile di somma di privilegi. Che rapporto esiste tra la tua autonomia e le aspirazioni di fondo che Lussu rappresentava? Bene, io dico che federalista convinto per molti versi, non certo spaventato da quelle idee federaliste di Lussu, sarei spaventato da un federalismo che si impiantasse, da un federalismo cioè che coglie gli aspetti peggiori della statualità e non gli aspetti di fondo di una cultura, e non gli aspetti di fondo di una certa visione, di una certa tensione ideale. Su queste cose vogliamo confrontarci, perché se l'autonomia regionale è la radice di una statualità, io sono terrorizzato. Casa comune vuol dire fare un confronto su queste cose, sono perfettamente entusiasticamente d'accordo. Se invece è scontato che così non sia, non mi interessa, vanno cercate altre, non dico non mi interessa individualmente come fatto culturale,
non mi interessa, nel senso che non sono convinto che possa marciare. Quindi, voglio dire che su queste cose dobbiamo confrontarci, dobbiamo pensare a valori comuni, a basi comuni, e certamente avremmo fatto e potremmo fare, ci sono le basi allora per fare un lavoro utile.